buona giornata, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Partiamo subito dalla cronaca. I carabinieri di Varese hanno arrestato con un blitz nelle rispettive abitazioni due uomini di 49 e 34 anni, residenti ad Arcisate e a Barlassina, in provincia di Monza Brianza, accusati di aver messo a segno rapine e furti in strutture per anziani e case parrocchiali. Fingendosi corrieri, i due si introducevano negli edifici e, dopo averli svaligiati, rivendevano la merce rubata su internet. L'arresto, su ordinanza firmata dal GIP di Varese richiesta dalla Procura, è giunto dopo una lunga e articolata indagine dei militari del nucleo investigativo. Nessuna novità sulle ricerche in corso in due punti della provincia di Varese per persone scomparse. La ricerca della ragazza quindicenne di Casciago, iniziata ieri mattina nella zona del Lago Maggiore tra San Giano e Laveno, è stata sospesa nella notte in attesa di ulteriori sviluppi. Proseguono invece le operazioni sul fiume Ticino, intorno al ponte di Oleggio e ai confini con Lonate e Pozzolo, per la donna irreperibile fin dalla giornata di domenica 28 febbraio. Andiamo ora a Varese, dove nell'ambito del cantiere per il rifacimento di Piazza Repubblica, ieri ai passanti si presentava uno spettacolo molto particolare. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Martinoli. Sono le 8 del mattino, ecco che riparte il cantiere in Piazza Repubblica. Quello che vedete lì davanti è dell'acqua che sgorga da una canna gialla che vedete lì in basso a destra, ed è la prova che viene fatta per la tenuta della guaina di impermeabilizzazione che è stata posata sotto. Questa è la parte di Piazza Repubblica mancante per ciò che riguarda la nuova pavimentazione, e la parte che aveva creato problemi in quanto erano sorti appunto problemi di infiltrazioni d'acqua. Ecco, queste sono le prove che stanno facendo. Viene estesa la guaina di impermeabilizzazione, viene appunto fatta sgorgare dell'acqua per vedere se c'è tenuta, se quindi anche questa parte di piazza è sicura da un punto di vista appunto della mancanza di infiltrazioni nel sottostante parcheggio bunker. E la parte che manca, come detto, per quanto riguarda il completamento di Piazza Repubblica, questa invece è la parte già completata, è l'ultima parte di piazza ed è una corsa contro il tempo per completare la pavimentazione anche qui, in vista del trasloco del mercato ambulante che, secondo le ultime indicazioni date dal Comune, dovrebbe avvenire entro Pasqua. Ora l'emergenza Covid. Mentre la Lombardia è zona arancione, con l'eccezione di numerose realtà che per effetto di un'ordinanza firmata ieri sera dal governatore Attilio Fontana sono state portate ad arancione scuro, che significa stop all'attività scolastica in presenza, tra questi c'è Vigiù a partire da giovedì 4, tornano a far preoccupare le situazioni nei nostri ospedali. A Varese è ormai allerta al circolo negli altri presidi della SST 7 Laghi, impennata di ricoveri per coronavirus e ben 236 pazienti, 20 in più della scorsa settimana. Si è tornati così a riconvertire posti letto normali dedicandoli ai pazienti di Covid-19. Tutti gli aggiornamenti sulla Prealpina di oggi e su prealpina.it. Chiudiamo ora con lo sport. Dopo l'impresa di sabato scorso con il 2-1 inflitto alla capolista Como, la Pro Patria torna in campo questo pomeriggio al Breda di Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto, una neopromossa protagonista finora di una buonissima stagione. Mister Ivan Javorčić, consapevole delle insidie di un campionato lungo e con tanti impegni ravvicinati anche a causa dei problemi di Covid, avverte i suoi giocatori di non sottovalutare l'impegno, che in caso di un nuovo risultato positivo potrebbe lanciarli sempre più verso l'alta classifica. Nel pomeriggio aggiornamenti su prealpina.it. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.